Ben ritrovati a questa nuova puntata di Mesede che si tacche. Per la puntata di oggi ho cercato e trovato una vecchissima ricetta della Friuli centrale. Si tratta di Blex con cacao, miele di castagno, seppie e cipolla. Una delle ricette che rischiano di andare dimenticate. Ci vediamo tra poco. Come vi ho anticipato, questa è una delle ricette che ho trovato nelle mie ricerche. Si tratta di una ricetta veramente antica e tant'è che non si trovano spaghetti o bucatini perché le massaie friulane facevano più facilmente i bleks, ovvero delle pezze di pasta sfoglia tirata sottilmente, fatte con uova e farina, ed erano un tipico piatto della domenica. Quello che facciamo oggi è anche aromatizzato con cacao e miele di castagno. La prima cosa che faremo è versare il cacao in una ciotola, diluirlo con un bicchiere di acqua preferibilmente tiepida e farlo sciogliere con un momentino di calma. Una volta che il cacao è completamente sciolto, inseriamo 2 uova intere che a me si rompono sempre di traverso, così. Le amalgamiamo e inseriamo il miele di castagno. Non è sicuramente un ingrediente comune da mettere all'interno di un impasto, ma questa è una caratteristica di questa ricetta antica. Una volta che questi ingredienti abbiamo creato un'amalgama uniforme, cominciamo ad aggiungere la farina. Qui ci sono 2 etti e mezzo di farina, aggiungiamo piano piano. Si può anche fare la solita prassi creando la fontana di farina e aggiungendo il liquido al centro. Come vi trovate meglio e come siete abituati. Quando l'impasto comincia ad essere un po' consistente, abbandoniamo la frusta e proseguiamo con un mestolo di legno. A questo punto il composto è diventato veramente consistente, è arrivato il momento di liberare il piano di lavoro, rovesciare l'impasto e lavorarlo ancora un pochino a mano. Per chi ha l'impastatrice sarà tutto molto più comodo, anche forse più veloce. A mano bisogna procedere per un quarto d'ora circa. Praticamente fino a quando il composto diventa un panetto che possa essere steso con il mattarello. È curiosa questa cosa, come se noi guardassimo delle trasmissioni di ricette italiane troveremmo tanti spaghetti, pasta, rigatoni e quant'altro, invece nella cucina friulana è proprio tipico che la pasta venga fatta in casa. Ci sono tanti tipi di bleks, fatti con diversi tipi di farine. Quello di oggi sono proprio un po' speciali, anche perché la donna che avremo come ospite oggi è proprio una persona speciale. È una donna che abita a Udine, è una cantante, ha una storia veramente lunga, la sua carriera è veramente una lunga carriera e dopo ci racconterà quali sono le sue novità e come ha fatto il suo percorso. Finalmente ci siamo, il panetto ha raggiunto la giusta consistenza, quindi è modellabile e una volta lasciato riposare potremo stenderlo con il mattarello. È una pasta bella perché ha un bel color cioccolato ed è profumatissima. Rilascia un profumo di cioccolato e di miele veramente fantastico. Il miele di castagno è quello più indicato per questa ricetta.
Quindi una leggera infarinatina in un angolo, lasciamo riposare il panetto e ci dedichiamo a preparare il condimento. Cominciamo subito con affettare le cipolle, possiamo farlo anche qui. Affettiamo sottilmente 2 cipolle che poi faremo rosolare gentilmente in un paio di cucchiai d'olio. Controlliamo sempre che non ci sia l'animetta all'interno, se c'è la leviamo. Io dico animetta, chiaramente si intende il germoglio interno. E andiamo a tagliarla a striscioline sottili. In una padella antiaderente a media temperatura, in modo da non bruciacchiare la cipolla, che altrimenti diventa amara e roviniamo tutto il piatto, versiamo giusto un paio di cucchiai d'olio nel quale cuocere i filetti di cipolla. La lasciamo rosolare per 5-7 minuti, nel frattempo ci dedichiamo alle seppie. Per le porzioni di cui ho parlato oggi ci serviranno 3 etti e mezzo di seppie già pulite, sia le zampette sia le teste. Anche queste vanno tagliate a striscioline e le uniremo alla cipolla quando sarà finita di rosolare. Mentre la cipolla sta finendo di appassire con un filo d'olio, su una padellina antiaderente versiamo le seppie. Le versiamo anche in giro sul piano di lavoro, che è più divertente, e le lasciamo arrostire senza ulteriori condimenti. Quindi su una piastra antiaderente a secco. Devono solo scottarsi leggermente. La cipolla si sta ammorbidendo, sta caramellando, e la aggiustiamo di sale e pepe. Ci siamo quasi, aggiustiamo di sale e pepe anche le seppie, così e così. Possiamo spegnere le padelle con gli ingredienti per il condimento, copriamo tutto in modo che con il vapore si ammorbidisca e ci dedichiamo alla stesura della pasta. Infariniamo leggermente il piano di lavoro, come al solito infariniamo anche il mattarello e prepariamo una porzione di pasta da stendere. I blacks in friulano sono anche le toppe che noi mettiamo sui vestiti, sulle ginocchia, magari oggi non è tanto di moda, tuttavia in tempi non troppo lontani si mettevano i blacks. Io mi ricordo quando ero piccola era una consuetudine cadere in bicicletta e quindi mia mamma mi metteva le toppe sui pantaloni, altresì chiamati blacks. Quindi la pasta che stenderemo adesso verrà tagliata in modo irregolare. La sfoglia è stesa in maniera abbastanza sottile, il colore è bellissimo e adesso procediamo al taglio. Quindi abbiamo detto blacks, andiamo via in maniera irregolare, creando indicativamente dei triangoli. Sistemiamo i triangolini su un vassoio e li faremo bollire con dell'acqua salata, come con la pasta asciutta di tutti i giorni. L'acqua bolle, versiamo i blacks, ci vorranno 3 minuti di cottura, se sono sottili. Se invece li avete fatti spessi, un paio di minutini in più. Si tratta comunque di pasta fresca, quindi molto molto rapida. Speriamo solo che all'ospite piacciono. Sono passati 3 minuti della cottura e preparo il piatto per la nostra ospite. Possiamo scolare la pasta anche così.
Chiaramente io sto preparando una singola porzione, potete scolarla nel colapasta come si fa abitualmente. Io ricordo sempre che non sono una chef, sono solo un'appassionata di cucina friulana che cucina in casa, quindi non farò un impiattamento super articolato. Ci mettiamo le seppie, così, e qualche filo di cipolla caramellata. Per preparare i Blacks al cacao con seppie e cipolla ci serviranno 300 g di farina, 25 g di cacao amaro, un bicchiere d'acqua, 2 uova, 3 cucchiaini di miele di castagno, 2 cipolle, 400 g di seppie, sale, pepe e olio d'oliva. È appena arrivata con noi Barbara Enrico, benvenuta nella nostra cucina di Mesede che si tacche. Barbara Enrico è abituata a calcare palcoscenici a livello europeo, non solo nazionale, quindi veramente un onore averti qui con noi. È per me un grandissimo piacere, veramente un grandissimo piacere. Grazie per avermi invitata. Ok, allora Barbara, ti abbiamo vista recentemente calcare palcoscenici anche in televisioni nazionali. Fondamentalmente io ti ho voluta qui perché sei di Udine, quindi dai lustro alla nostra regione, sei una cantante, jazz e una vocal coach. Io sto anticipando 2 cosine, sì. Poi ti lascio raccontare tutto perché tu sei stata l'insegnante, se non dico male, di Elisa, Sì. della nostra Elisa, ma hai collaborato anche con un personaggio che è mancato da un po' ed è Robert Miles. Robert Miles, sì. Ho Raccontaci. avuto questo privilegio, diciamo, di incontrare 2 persone meravigliose. Uno è Elisa, che ho avuto come allieva quando era piccola, diciamo che aveva 17 anni, poi l'ho seguita per 2-3 anni, prima che andasse in America per finire il primo disco, quando è ritornata anche per seguirla quando ho incominciato a portare in giro il suo disco, in giro per l'Europa, aprendo i concerti di Eros Ramazzotti. Pensa. Sì, è stata un incontro meraviglioso perché era una donna meravigliosa, una donnina meravigliosa, adesso è quella donna splendida che è diventata. Sempre stata di grandissimo talento perché questo talento esplodeva da tutte le parti proprio e quindi veramente è stato per me un privilegio averla. Poi il secondo incontro importante è stato Robert Miles, con il quale ho collaborato proprio agli albori ed è stato un incontro anche quello molto interessante a livello umano. Non abbiamo avuto la fortuna di continuare perché dopo lui è andato in Inghilterra, a Londra, e lì ha incominciato con altre collaborazioni importanti a livello internazionale, non di meno con Madonna, quindi parliamo di una cosa molto molto super, sì. Questo per quanto riguarda i tuoi incontri. Invece tu, come hai cominciato la tua carriera di cantante? Oddio, ho iniziato prestissimo. Ogni tanto che me lo chiedono dico, ma io devo essere uscita cantando perché è sempre stato un pallino. Fin da piccola proprio le canzoni dello Zecchino d'Oro erano tutte mie. Sì? Sì, mi facevo comprare gli LP perché io diciamo che parliamo del Paleozoico e quindi gli LP erano tutti miei. E quindi mia mamma che aveva tutti gli argagni in casa, io riuscivo a sentirmi questi LP, mi tiravo giù tutte le parole perché una volta noi non avevamo internet. No, assolutamente. Quindi piano piano mi tiravo giù le parole e le imparate tutte. Alla fin fine le cantavo e mi ricordo che mia madre, ero piccolina, mi metteva d'estate sopra dove mettevano gli ombrelloni, hai presente gli ombrelloni col buco, ecco, li metteva lì e io lì cantavo tutte le canzoni per le sue amiche, io facevo il jukebox. Per le amiche della mamma? Sì, 5 anni. Beh, ci sono tanti personaggi che hanno cominciato veramente da bambini piccoli piccoli
È una carriera che era la loro passione e poi a volte ci si chiede ma come hai fatto a cominciare così piccolo? In realtà se noi ascoltassimo i nostri sogni di bambino forse cominceremo prima le nostre carriere, vero? Brava, hai proprio ragione, decisamente sì, perché è una cosa che proprio senti dentro, non sai da dove ti viene, però esplode da tutte le parti, quindi il bisogno di cantare è una cosa più forte di me. Bello. Adesso tu insegni, Sì? insegni a cantare, insegni anche a usare la voce, Sì. come mantenere la voce, perché tu non hai 20 anni, ma hai una voce limpidissima che non è così scontata in un'età adulta. Mi Certo, confermi? Io non assolutamente sono sì. un'esperta, vero? Sì, c'è sempre da studiare. Questa è la cosa importante che dico sempre anche a tutti i ragazzi. Io insegno adesso all'Accademia Internazionale del Musical a Udine, Sì. che è fondata quest'anno proprio, ha tantissime sedi in tutta Italia, nonché a Londra, a Catania, a Roma, a Milano. Adesso è stata aperta da Nicola Fraccalaglio a Udine e io ho il piacere proprio di insegnare, ed essendo l'insegnante, insieme a Bettina Carniato, facciamo canto e interpretazione. La voce va allenata, sempre, assolutamente sempre, se no chiaramente essendo le nostre corde vocali dei muscoli, come muscoli vanno allenati sempre, quindi ogni giorno io mi alleno, anche perché insegno, quindi per forza devo cantare ogni giorno. Certo. Come si dice in friulano, ogni mese si fa le lune, ogni dì si impara una. Io oggi ho imparato che le corde vocali sono muscoli, quindi... Assolutamente sì, sono dei Vedi? muscoli. Sì, Ecco. proprio è muscolo vocalico, quindi proprio è un muscolo. È un muscolo. E come tale va allenato per poter cantare. Bene. E quindi la tua figura di vocal coach si manifesta solo in una scuola o fai anche lezioni private? Come si svolge questo lavoro della vocal coach? Perché i cantanti siamo un po' abituati a vederli, Sì. i vocal coach sono un pochino più dietro le quinte per chi non fa parte del settore, chiaramente. Certo. Cosa fa un vocal coach? Allora, diciamo che io sono vocal e mental coach, perché ho studiato anche per diventare mental coach, perché mi sono accorta negli anni con i ragazzi giovani che la maggior parte magari riuscivano ad arrivare a un certo livello, magari anche di bravura, però nel momento in cui li mettevi sul palcoscenico mi si scioglieva tutto, quindi a quel punto ho pensato anche di fare in parallelo un percorso per me e anche per loro di mental coach per aiutarli a affrontare un palcoscenico, perché quella è la cosa più importante. Non basta avere una bella voce, ma bisogna anche sapere portarsi come tutta una figura intera, come persona anche su un palcoscenico. Diciamo che io insegno privatamente, faccio tantissimi workshop in Italia, ma ho abbinato queste due cose insieme, la vocal e la mental coach insieme, perché la voce e la persona va sbloccata per poter cantare bene, perché se ci sono dei blocchi non riesci a esprimerti. Certo, perché sì, adesso mi ci fai pensare, credo che anche i nostri telespettatori siano interessati a questo argomento, perché la voce trema quando siamo emozionati o impauriti e dicono che una delle più grandi paure dell'essere umano sia parlare in pubblico, figuriamoci cantare in pubblico con una voce ferma, intonata, cosa che io non sono, quindi ti sto ascoltando con estremo interesse perché sono un po' di parte, dico anch'io avrei bisogno di... se una persona volesse rivolgersi a te come coach, mental coach e vocal coach, ti trova solo... Hai detto che ti trova anche in altri posti, ma se volesse contattarti ti trova sui social? Social, sono su tanti social, ma ho anche il mio sito e anche su Facebook, ho il mio personale ma anche quello per l'insegnamento, quindi mi si trova insomma, nei motori di ricerca vengo fuori dappertutto. Perfetto, quindi ti trovano per qualsiasi cosa insomma possa servire in questo senso. Ti sei esibita recentemente a The Voice Senior, dove ti abbiamo vista, che penso tutti noi friulani, ti abbiamo seguita, ti abbiamo applaudita, e uno spettacolo che hai tenuto e che ti è rimasto particolarmente nel cuore in questi anni di carriera, qual è stato? Ce ne sono tanti, non riesco ad elaborarne solo uno, ce ne sono tanti a seconda dei progetti che ho portato, perché ho portato progetti indirizzati a Lelio Luttazzi, chiaramente col disco sentimentale dedicato a Lelio Luttazzi, e progetti anche su Sergio Endrigo, col disco di Sergio Endrigo, oppure
insieme, le ho portate insieme. Ci sono anche il blues, che ovviamente è la parte viscerale mia, che mi piace tantissimo cantare. Quindi ce ne sono veramente tantissimi, anche tantissimi concerti che ho fatto di beneficenza in Teatro Giovanni da Udine, e anche quelli con altri ospiti importanti. Anche quelli sono stati molto belli, perché confrontarsi con altri cantanti, altri professionisti è veramente la cosa più bella, che Certo. sono energie positive che girano. Sì, tu hai preso parte anche a una serie di concerti realizzati dall'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Sì. Anche questo è stato un bellissimo gesto Sì. da parte tua, grazie da parte di tutte le donne. Sì. E invece, oltre al palcoscenico, un brano a cui tu sei affezionata e perché? Oh, anche qui, guarda, mi prendi, perché sono tantissimi brani che mi piacciono. Mi Sì. piace magari un brano di Lelio Luttazzi, al quale sono più affezionata, diciamo, sono i pezzi di Sergio Endrigo, perché lì veramente parliamo di poesia pura. E di Lelio Luttazzi la gioia, c'è l'esplosione, proprio ci sono bellissimi brani, c'è lo swing, c'è l'allegria dentro, l'intimismo c'è nel Sergio Endrigo, nel blues c'è più la pancia, più il viscerale, nel jazz, il jazz è il mio grande amore, quindi. Ok, un paio di note ce le fai sentire, vuoi? Oh sì, certo. Seduta o in piedi? Oh, meglio in piedi, dai, facciamo Prego. in piedi. Nanina, Nani Chero è lì, liscio della madre, de chico si ai dormitemi vita, che tu padre viene con mucha allegria. Adesso Barbara ci ha fatto veramente fare tutta la scalata dell'Everest con le corde vocali. Questa è una Grazie. ninna nanna del 1400 sefardita. Bellissima, grazie Barbara per questo canto. Adesso ho veramente capito quanto le corde vocali siano dei muscoli e quanto vadano allenate per fare queste scalate, questi saliscendi. Era una ninna nanna, quindi È una ninna nanna sefardita del 1400, quindi tanto tempo fa, di tanto tempo fa. Medioevo pieno, Sì, proprio, sì. assolutamente sì. In che lingua? Sefardita, quindi ispano-ebraica. Si Ok. sente un po', no? Lo spagnolo e un po' l'arabo insieme. Sì, io che non conosco la musica, mi ricordava un pochino anche il fado portoghese. Assolutamente. Veramente stupenda, grazie per questo. Peccato che sia stato così breve questo brano. Io contraccambio, sai, con la cucina friulana. Bene, bene. Bene. Io ho preparato i blacks, quindi le pezze, di una pasta fatta a mano con cacao e miele di castagno, condito con cipolla e seppie. Wow. Proviamo. Non vedo l'ora. Ecco Barbara, questo è il tuo piatto antico Grazie. per l'assaggio di oggi. Grazie. Wow. Che meraviglia. È un piatto molto particolare, sì. Buonissimo.
Anche l'ospite di oggi ha dato il suo responso positivo sull'antica cucina friulana. Noi ci vediamo la prossima settimana. Mi tolgo il guanto perché per salutare, Maman e finirsi conto.